Quest'opera di Gianfranco Cavizzago è un quadro a olio su tela degli anni '80 che ho il piacere di avere nella mia collezione personale. Si tratta di un soggetto piuttosto frequente nella produzione matura di questo artista, ovvero un paesaggio lagunare in cui si vede una balena, una tipica imbarcazione veneziana e sullo sfondo un'isola della laguna di Venezia. Un'opera fortemente riconoscibile come di Cavizzago per i suoi colori e per la tecnica. L'artista usava sia il pennello che la spatola. Numerosi sono gli altri suoi soggetti, sempre di ambientazione lagunare. Io personalmente ne possiedo un paio che magari vedremo in successivi video. Tra questi particolarmente significativo il suo Manichino in Barena, un'opera che ha quasi una componente metafisica, insomma, o surreale a seconda del punto di vista con cui lo si voglia vedere. Questo quadro ci racconta una Venezia e anche un modo di vedere, di interpretare, di fare arte che ormai forse è legato al passato, però a un passato recente, ancora forte, vivido nella memoria di molti e quindi ancora capace di influenzare l'arte di oggi.